Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento consueto con il telegiornale in diretta come sempre alle 15 con un ospite al mio fianco. In questo caso ve lo presento, si tratta di Enzo Dainese. Buonasera, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Dell'ENAIP Veneto, noi già ci conosciamo, lei si occupa di coordinamento delle reti per l'orientamento, quindi insomma tutto quello che c'è da sapere per scegliere la scuola giusta? Sì. Mi occupo proprio di coordinare 8 reti di orientamento presenti nella provincia di Padova e quindi oggi magari parleremo poi della riforma della scuola e di quelle che sono un po' le scadenze di questo mese di marzo. Esatto, cosa è cambiato e quali sono le date importanti da fissare sul calendario. Benissimo, intanto noi continuiamo anche con le notizie dal territorio, andiamo ad Adria perché come era già accaduto ieri a Porto Tolle, da oggi è vietato anche ad Adria l'utilizzo dell'acqua del rubinetto per scopi potabili e alimentari. La decisione è contenuta in un'ordinanza emessa dal sindaco dopo il responso dell'analisi del servizio igiene alimenti dell'ASL 19 che ha rilevato nel Po a Corbola la presenza fuori parametro di dicloretano. La stessa sostanza era stata riscontrata ieri alle foci del Po, quindi più a valle a Porto Tolle, e anche lì il sindaco aveva emanato un'ordinanza di divieto dell'uso dell'acqua della rete pubblica. La presenza di dicloretano però non ha nulla a che vedere con l'inquinamento da idrocarburi giunto nel Po del Lambro, ma piuttosto con l'attività degli sciacalli che, come confermato dalla Protezione Civile, starebbero approfittando dell'allarme inquinamento per scaricare altre sostanze tossiche nel grande fiume. La squadra mobile della Questura di Verona, con l'impiego di circa 100 uomini, sta eseguendo in queste ore una serie di arresti e perquisizioni nei confronti di un'organizzazione dedita alla detenzione e allo spaccio di droga, soprattutto cocaina, nella zona del lago di Garda. Il traffico era destinato in particolare a un mercato formato da giovani. E i carabinieri della compagnia di Cortina invece hanno individuato e denunciato per furto pluriaggravato e continuato in concorso 5 minorenni cortinesi accusati di una serie di furti all'interno della cooperativa e supermercato del centro storico. I ragazzi tra i 13 e i 16 anni sono stati individuati dopo che il personale dell'esercizio aveva sorpreso una settimana fa uno di loro a rubare alcuni oggetti, per lo più giochi, adesivi e freccette. Un giovane è stato denunciato dalla polizia stamane a Mestre invece dopo il lancio di uova con vernice gialla partito dal corteo studentesco promosso in occasione dello sciopero degli immigrati. Il lancio di uova è iniziato mentre il corteo, formato da 300-400 persone, transitava davanti alla sede della Lega Nord in via Massaia. I giovani hanno scandito slogan contro la politica del governo e del Carroccio in materia di immigrazione e le uova caricate con vernice hanno raggiunto alcuni agenti del reparto mobile della polizia, schierati a protezione della sede politica. I poliziotti non hanno reagito, ma subito è stato individuato uno dei lanciatori, un maggiorenne, risultato estraneo all'ambiente studentesco, che è stato denunciato. Di nuovo acqua alta a Venezia, in nottata l'alta marea ha raggiunto un'altezza di 119 cm sullo zero mareografico. La punta massima, ha reso noto il centro maree del comune, è stata raggiunta tra le 23:25 e le 23:30 con un ritardo di circa mezz'ora sulle previsioni e 1 centimetro di differenza sui 120 previsti. Ad essere interessato dal fenomeno è stato circa il 30% della città. L'alta marea comunque è poi defluita. E resterà aperta fino a questa sera a Verona Fiere la manifestazione Luxury Yacht 2010, salone internazionale dell'esclusivo, di cui ci parla in questo servizio Gianfranco Tommasi. Money, 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 must be funny in the rich man's fun. Il bello, come la verità, è legato al tempo in cui si vive e all'individuo che è in grado di percepirlo. Lo disse nell'Ottocento il pittore francese Gustave Goubert. Questo è vero, ma vi sono oggetti e cose che sono sempre belle, anche se non esclusive. Non necessariamente tutto ciò che viene classificato nella categoria del lusso è bello, perché è bello ciò che piace. Di fronte a queste immagini di Luxury e Yachts di Verona Fiere, tutta l'eccellenza del lusso mostra un mondo esclusivo, dove si percepisce la selezione tra chi guarda soltanto e chi manifesta concreto interesse. Una discriminazione dettata dalla possibilità. Anche in questa circostanza appare sempre più evidente che in questo momento storico il benestante consolida la sua posizione
e chi vive del solo stipendio vede diminuire giorno dopo giorno la possibilità di vivere dignitosamente. Il bello tira sempre, se vogliamo chiamarlo lusso io lo chiamo eccellenza. È una parola che arriva dal latino, lusso come ripeto e sottolineo significa eccellenza, quindi è il salone del bello e il salone dell'eccellenza. Diciamo che la crisi è a macchia di leopardo, ci sono delle aziende che vanno molto bene, alcune così, alcune vanno male. È chiaro che se non ci si rinnova e non si è innovativi, è chiaro non c'è futuro. Il Salone del Lusso di Verona Fiere, che è lo sdoppiamento dell'analoga manifestazione di Vicenza Fiere, accanto al prodotto firmato ospita i prodotti artigianali più ricercati e qualificati, diventando la vetrina ideale per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze dei nostri straordinari distretti produttivi, che vanno dalla gioielleria alla moda, dal tessile al design, dalla nautica all'aeronautica, dall'automobilismo alla pelletteria e dalla orologeria alla produzione di strumenti musicali, ma con la caratteristica della ricerca dell'esclusività. Chiaramente li scegliamo col cuore, li scegliamo in base alla qualità espositiva e soprattutto cerchiamo cose mai viste, cose inedite. It's a rich man's world. E allora parliamo di un'altra azienda che non va mai in crisi, se si può dire azienda, parliamo di scuola, lo facciamo con Enzo Dainese appunto dell'ENAIP del Veneto, che si occupa della rete di coordinamento per l'orientamento dei ragazzi. Allora c'è una data importante che dobbiamo fissare, è quella del 26 marzo, perché entro quella data i ragazzi devono decidere dove andare, insomma, a fare le superiori. Sì, entro il 26 marzo scade i termini per l'iscrizione alle scuole superiori, secondarie di secondo grado. È importante quindi che in questo mese, in questi 20 giorni al termine della scadenza, tutti i genitori e i ragazzi facciano gli ultimi raccolte di informazioni, gli ultimi passaggi nelle scuole superiori prima di effettuare la scelta. La scelta avviene attraverso la compilazione dei moduli ministeriali a disposizione di tutte le scuole medie che i ragazzi stanno frequentando, presso le scuole superiori nelle quali ci si può iscrivere, e poi presso il sito del Ministero, quindi www.istruzione.it. La cosa importante, ecco, diciamo che in queste ultime settimane, la settimana scorsa, sono stati pubblicati tutti i manuali e tutte le guide per conoscere la nuova scuola superiore così come è cambiata dai primi di febbraio, e quindi ecco, è importante prima di effettuare l'iscrizione, quindi di compilare il modulo di iscrizione per la scuola superiore, che poi l'iscrizione è unica, non si può poi cambiare una volta compilato e consegnato il modulo. I ragazzi e i genitori raccolgono tutte le informazioni anche alla luce di queste modifiche, questi cambiamenti che possono essere avvenuti in quest'ultimo periodo. Ecco, allora cerchiamo magari di dare anche noi qualche informazione in più, quali cambiamenti, perché c'è stata una riforma importante, adesso qual è il ventaglio dell'offerta per quanto riguarda le superiori? Allora, la riforma è importante sì, perché è partita ormai nel 2003, quindi sono 6 anni e mezzo che è stata maturata da parte anche di governi diversi, è partita con la legge 53, diciamo, la conosciamo come riforma Moratti, ed è terminata appunto il 4 febbraio con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di quello che è la struttura della scuola secondaria superiore o di secondo grado. I canali possibili sono appunto 4, quindi esiste il canale dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, poi c'è il canale della formazione professionale che ha di competenza regionale, però con una normativa nazionale, quindi l'attestato e la qualifica rilasciata ha una valenza nazionale, e poi esiste il canale classico, diciamo, dei licei e quindi l'istruzione liceale. Le novità sono appunto che mentre i percorsi di istruzione tecnica, professionale e liceale hanno una durata quinquennale, strutturati su 2 bienni più un quinto anno, il canale della formazione professionale ha una durata triennale, con la possibilità della prosecuzione poi del percorso scolastico, ma anche con la conclusione la conclusione del percorso al terzo anno, e quindi l'inserimento nel sistema lavorativo e nel mondo del lavoro.
però nessuno dei 4 canali preclude la possibilità di arrivare al massimo dell'istruzione, che è appunto l'istruzione universitaria. Questa è una conquista, mi sento di dire, a livello nazionale e un adeguamento a quella che è anche la normativa comunitaria, dove tutti i ragazzi che a 13 anni, 14 anni devono scegliere la scuola, non si precludono nessuna possibilità, e quindi con uno slogan potremmo dire possono scegliere la scuola giusta rispetto alle loro caratteristiche e ai loro interessi e motivazioni in questo momento della scelta, certo, con tutti gli sviluppi che ci possono essere poi nel cambiamento che un ragazzino ha in questi anni. Anche i cambiamenti in corso, voglio dire, un ragazzino può passare poi dalla scuola professionale per esempio al liceo o viceversa, è possibile? Sì, ecco, diciamo che già le normative precedenti lo prevedevano, però questa nuova legge non va a modificare questo aspetto, quindi la possibilità di correggere, diciamo, la scelta e quindi iscriversi o cambiare percorso scolastico è possibile, e in una logica anche di integrazione tra i 4 canali sarà come dire, più agevole per i ragazzi, nonostante comunque il cambiamento di un percorso scolastico genera comunque sempre difficoltà, problemi e quindi anche disagi. Per aiutare i ragazzi e le famiglie in tutto questo esistono appunto da diversi anni, ormai sono 8 anni a livello nella regione Veneto, progetti di orientamento territoriali, quindi collegati a tutte le scuole di un determinato territorio, cittadino o provinciale. Ecco, ce ne sono 50 in tutto il Veneto di progetti in rete per l'orientamento, e sono 8 nella provincia di Padova, volti ad aiutare i ragazzi e i genitori in queste fasi di scelta, sia nella prima scelta, dalla scuola media alla scuola superiore, che nelle scelte durante diciamo, il percorso, quindi per aiutare i ragazzi a rivedere la scelta, per diciamo, evitare, ridurre quello che possiamo definire la dispersione scolastica e l'abbandono. Esatto, allora io vorrei ricordare intanto che l'ENAIP non è un ente pubblico, un ente privato, ma senza scopo di lucro, e che c'è un rappresentante in ogni istituto, quindi Sì. insomma i ragazzi possono chiedere davvero aiuto all'ENAIP se hanno dubbi da risolvere, se vogliono acquisire ulteriori informazioni. Poi però è importante perché voi appunto cercate di mantenere la dispersione scolastica entro certi livelli. Purtroppo ci sono dei numeri che un po' preoccupano, perché voi sapete che la scuola è obbligatoria fino Sì. ai 16 anni, Sì. un ragazzo non può lasciare la scuola prima di 16 anni, ci sono però, a meno che appunto non vada a lavorare come apprendista. Sì, dopo il 16° anno di età, ora c'è una legge, un articolo di legge già approvato che abbasserebbe l'età per l'inserimento nel mondo del lavoro, quindi con apprendistato a 15 anni, però deve ancora essere esecutivo, quindi ad oggi dobbiamo dire che i ragazzi possono andare a lavorare solo dopo il compimento del 16° anno di età. Comunque la sfida, la grande sfida del sistema scolastico italiano e comunque comunitario è quella di far sì che tutti i ragazzi arrivino ad una qualifica o a un diploma di scuola superiore, Certo. e arrivino con successo e con una buona motivazione. Il problema appunto della dispersione scolastica: a Padova siamo circa 700 studenti, ragazzi sono in abbandono dell'obbligo formativo, Cioè ragazzi che hanno, esatto, che hanno 16 anni e che però non lavorano, non studiano e nemmeno lavorano. Ecco, questo è un tema importante, per cui anche questa nuova legge, questa riforma della scuola si pone proprio nell'obiettivo di ridurre questa diciamo, dispersione, questi abbandoni, e però uno dei sistemi principali è far sì che i ragazzi possano scegliere con serenità e anche con motivazione, con convinzione, certo, la scuola anche adeguata alle loro capacità, alle loro potenzialità. E questo per far sì che arrivino ad un risultato positivo, perché un ragazzo di 16 anni, 17 anni che abbandona la scuola dopo bocciature o altro non è positiva, ecco, per è una un società fallimento moderna. della società. Esatto, quindi non ENAIP ma l'Italia e la Regione Veneto in modo particolare, con tutti questi progetti di orientamento, ha proprio l'obiettivo di fare il possibile per evitare che un ragazzo
decida di abbandonare e uscire dal sistema scolastico, e quindi ecco la Regione e la Provincia altrettanto con l'ufficio obbligo formativo ha proprio l'obiettivo di monitorare e di supportare questi ragazzi e queste famiglie, ecco, in questi percorsi di scelta e di riorientamento. Ecco. Vogliamo dare anche magari qualche indirizzo internet dove si possono reperire informazioni? Ecco, diciamo un'altra cosa molto importante, una scelta della Regione, quindi a livello regionale, è proprio quello di ridurre lo strumento cartaceo, la stampa eccetera, quindi sempre di più tutta la società, tutti gli adulti dovranno abituarsi a questi strumenti informatici. Alcuni siti importanti, fondamentali in questa fase di scelta e di orientamento: il primo è il sito regionale www.sopralamedia.it ed è il sito dove ci sono tutte le scuole di tutta la regione Veneto. Un altro sito provinciale è www.orientapadova.it e lì trovano le informazioni sulle scuole ma anche sulle attività che i progetti di orientamento realizzano, e trovano anche il nome e cognome, gli interlocutori nel proprio territorio a cui rivolgersi per avere risposte e aiuti. Quando diciamo questo, aiuto per il ragazzino che è in terza media e deve scegliere la scuola superiore, ma anche aiuto per il ragazzo che sta frequentando il secondo e il terzo anno di scuola superiore e di fronte alle difficoltà necessita di qualcuno che lo supporti nella scelta. Ecco. Questi sono un po' i due strumenti principali, e poi il terzo, come dicevo prima, è il sito del Ministero www.istruzione.it come strumento centrale. Ecco, quindi... Certo, benissimo, io ringrazio moltissimo Enzo Dainese per tutte queste informazioni, poi naturalmente invito a ritornare qui a Telechiara per rinnovare l'aiuto che possiamo offrire ai genitori, alle famiglie, a chi ha dei ragazzi da seguire appunto in età scolastica. Intanto grazie anche a tutti voi per aver seguito il telegiornale, il prossimo appuntamento è alle 16:30.